Stamattina super colazione al B&B L'Albore del gentilissimo Paolo, che è stato veramente un angelo anche questa mattina a farci trovare quella colazione. Un po' coperto il cielo qua e si parte, ragazzi, si parte per il Colle dell'Agnello, 2600 metri di dislivello su 80 km. Oggi sarà abbastanza impegnativa, però a mio avviso sarà un passaggio chiave. Ci stiamo avvicinando al Colle dell'Agnello, siamo in direzione Chianale, che a detta di un signore del posto dovrebbe essere il borgo più bello d'Italia, o comunque uno tra i borghi sicuramente più belli d'Italia, e quindi stiamo facendo questo avvicinamento. Per ora la salita non è troppo impegnativa, siamo al 3-4%, quindi è abbastanza morbida. Non vedo l'ora di vedere questo magnifico borgo, dove mi hanno invitato a fermarmi e sicuramente ci fermeremo per vederne la bellezza. Sempre nuvoloso, un po' più freschetto rispetto a ieri fortunatamente. Siamo avanti. Località San Pegliè, con le ragazze qui che se la pascolano di brutto. Ragazze, beate voi. E si continua ad andare su, che la salita è ancora lunga. Incomincia a farsi un po' più faticosa la salita, però dai, tutto sotto controllo. Un po' di tregua, dai che ci siamo, manca poco, 4 km, adesso arriva la parte un po' più difficile e poi saremo appunto a Chianale per poi affrontare l'ultima salitona di 14 km al Colle dell'Agnello. Che faticaccia, ragazzi, guardate qui il cartello, guardatelo. Ci siamo. Siamo appena entrati a Ponte Chianale, siamo proprio in mezzo alla nuvola, quindi molto probabilmente sopra ci sarà il sole. Manca 1,30 km per finire questa super salitona e così arriveremo su questo super borghetto, mangeremo un boccone al volo e poi ultimi 14 km per 1400 di dislivello. C'è veramente molta condensa, ci sono delle gocce finissime che ti passano anche le ossa. Comunque via, avanti e vediamo se c'è questo bar, che sarebbe veramente un toccasana prima di partire per l'ultima salita. Abbiamo fatto una piccola sosta prima dell'ultima salita, fortunatamente abbiamo trovato questo chalet seggiovia che era aperto, era l'unico. E adesso partiamo, dovremo passare per questo borgo, per Chianale, quindi ci fermeremo un attimo giusto per vedere questo borgo bellissimo e poi cerchiamo di finire questi ultimi 14 km di salita. Oggi è duretta. Ecco Chianale, solita fortuna,
nebbia pazzesca, quindi non si vede assolutamente nulla. E niente, proviamo ad andare dentro a fare qualche ripresina al borghetto. Siamo ufficialmente arrivati all'inizio della salita per il Colle dell'Agnello, 2744 metri. La situazione meteo è questa. Salita indegna. Mancano 5 km e mezzo. 520 di dislivello. È veramente molto dura questa salita. Delle pendenze veramente importanti. Dai che mancano 4 km e 70. È tua, 4 km, Carla. Cosa sono? Cosa sono? Qua riposi, è tua, è tutta tua. Il sole, oh mio Dio, vabbè. Che posto, ragazzi, che posto, sicuramente impossibile da dimenticare, una cosa incredibile, veramente. Sarà sempre nei miei ricordi, pazzesco.
E adesso, mamma che discesa, che discesa, preparatevi. Siamo in Francia, siamo in Francia. ¡Vámonos! Che emozione ragazzi, che emozione, che emozione. Ormai dovremmo essere arrivati a quello? No, all'ostello per la notte. E faceva un freddo, ma un freddo su questa discesa pazzesco. Infatti ho messo anche la maglia invernale sotto. Siamo letteralmente congelati, un freddo cane. Dovremmo essere proprio arrivati, i chilometri combaciano, siamo qui, guardate, è bellissimo, è stupendo. Eccoci qua, a fine giornata, birretta, e che dire, è stata una giornata epica, tanta fatica, ma veramente una cosa che mi resterà nel cuore. Non ho mai sentito un'emozione così grande per tutto il desiderio comunque che c'era di arrivare sopra, e dall'organizzazione, quanto comunque ho sognato di fare questa tratta, di arrivare lì sopra, mi immaginavo lì sopra, e quindi è stato veramente tanto forte. È come una vittoria, come se fossi già arrivato a fine viaggio, veramente è stato bellissimo. E adesso stasera mangeremo in stanza, perché qui non si è capito tanto bene, però vabbè. Ci siamo preparati, un paninetto, una pasta scotta come sempre. Senza sale, senza niente. Ma va bene. Allora, panino già divorato, dato al formaggio, ecco qua. Il risultato, vedete? Che crema? Com'è? Non ancora assaggiare perché ustiona. Vai, vai. Manca giusto un po' di sale. Non si scherza, vado anche da assaggiare. Meno gourmet. Top. Una favola.